Angela Pistis, Laura Perini in settimana aveva detto attenzione e obiettivi chiari in mente. Sì, certo, noi dobbiamo pensare partita per partita e non guardare agli scontri che avremo più avanti, concentrarci sui 3 punti di volta in volta senza perdere la concentrazione. Questi 3 punti sono arrivati pesanti su un campo pesantissimo. Sì, certo, non è mai facile giocare in un campo così, con il terreno dove fai fatica a far girare palla, però abbiamo dimostrato di poterlo fare lo stesso e sono arrivati 3 punti importantissimi. E anche te l'hai dimostrato essendo leggera. Sì, ho cercato di dare il massimo, poi rientrando da poco non è mai facile, ma ho dato tutto quello che potevo. Dicevi, guardando i risultati, il Sassuolo ha vinto 2-1 al 92esimo. Sì, noi dobbiamo comunque guardare noi stesse, poi quello che fanno le altre deve importarci fin là, ci concentriamo sui nostri obiettivi e poi se le altre ci danno una mano, bene, altrimenti andiamo avanti lo stesso. Allora Sara, 3 punti importanti anche oggi su un campo pesantissimo. Ritorni tra i pali dopo un attimo di pausa, diciamo così. Il campo forse magari non ti ha aiutato. No, sicuramente no, cioè era un campo molto pesante, soprattutto il secondo tempo. Il primo anche si stava in piedi, il secondo appena ti spostavi non stavi più in piedi, infatti sono scivolata credo un 5 volte e quindi sì, non è stato un fattore a nostro favore direi, cioè a mio favore. Comunque 3 punti sono arrivati e 0 nella casella gol subiti. Questo è importante, credo sia un sacco di partite che siamo riuscite a non prendere gol. È importante soprattutto perché magari quando ne segniamo un po' di meno, avere la difesa che regge ci può aiutare soprattutto per arrivare a un obiettivo finale. Prossima partita contro il Virtus Padova. Sì, sarà importante restare concentrati, non sottovalutare nessuno perché come detto noi dobbiamo fare il nostro campionato, le altre squadre non ci aiuteranno. Quindi dobbiamo vincere per conto nostro e fare quello che dobbiamo, senza farci aiutare. Allora, mister, 3 punti pesanti oggi in un campo veramente incredibile, incredibilmente pesante dovuto anche alla pioggia. Sì, anche dovuti anche all'avversario poi, perché insomma ho visto che ha fatto il San Marino che mi ha incontrato all'andata, ha fatto notevoli progressi, quindi il campo poi è chiaro è una variabile che condiziona entrambe le squadre, quindi io non dico mai che il campo può condizionare le giocate. Per conto ho visto una buona squadra, non abbiamo preso gol, cosa importante, ne abbiamo fatti 3, poteva essere un po' più largo il risultato, quindi sono cose positive, ce le portiamo a casa i 3 punti pensando alla partita di domenica prossima con l'Udinese. Sì, ci dicevi la partita prossima contro l'Udinese. Sembra che questo assestamento del modulo che stai usando stia dando buoni frutti. Sì, in settimana proviamo, poi magari cambiamo gli interpreti, magari però vedo che il risultato non cambia, quindi dopo le conseguenze di questo sono un aumento di fiducia, di autostima che poi in campo si vede. Oggi tutti hanno fatto la loro parte, anche chi è entrata dalla panchina. L'ultima volta dicevo che stiamo recuperando le infortunate, oggi la Furlan è venuta in panchina, quindi notevole passo avanti anche per chi deve recuperare, quindi niente, andiamo avanti, lavoriamo sul campo e pensiamo solo e esclusivamente a noi stessi. C'è una battuta sul risultato del Sassuolo. Sembrava che il Perugia facesse l'ammazzagrandi, poi una punizione ha regalato la vittoria al Sassuolo al 92esimo. Sì, ho sentito. Ma il Sassuolo comunque ha grosse potenzialità, una squadra tosta, io credo che comunque una squadra che segna nei minuti di recupero ha qualcosa in più, quindi merito comunque anche il Sassuolo. Perugia ha tentato di fare la propria partita, noi, ripeto, l'ho detto prima, dobbiamo contare sulle nostre forze e pensare solo alla prossima partita. Con mister Baschetti, mister Dulbecco in settimana aveva detto consapevole dei nostri mezzi si parte sempre da 0-0. Cosa è mancato a San Marino oggi? Diciamo che non è che è mancato qualcosa a noi, ma bisogna sapere che abbiamo affrontato la prima in classifica e quindi che era una partita difficile, impegnativa. Noi abbiamo provato a giocarcela, non abbiamo stravolto il nostro modulo di gioco, abbiamo giocato sempre con i 3 attaccanti, un gioco propositivo. Secondo me nel primo tempo c'è stata anche partita perché diciamo che il gol è venuto in un'azione di contropiede, per cui mi sembra che stavamo anche tenendo il campo molto bene. Poi diciamo che il Vittorio Veneto ha legittimato
la vittoria nel secondo, dove forse noi siamo calati un pochettino di intensità e loro hanno fatto altri 2 gol sempre su 2 ripartenze. Insomma, noi abbiamo provato a giocarcela la partita perché questo è il nostro spirito e secondo me quello che ha detto la Fulvia è la verità. Insomma, siamo venuti qui per provare a fare il risultato, poi a volte ci riesci, a volte hai di fronte una squadra che ha delle individualità che poi dopo sul campo si fanno valere, però mi sembra che io sono contento anche della prestazione della mia squadra. Infatti dicevi, i primi 10 minuti sinceramente la San Marino era partito veramente bene, poi si è un attimo perso come hai detto. Sì, ma ti dico, più che perso abbiamo sofferto queste ripartenze veloci. Magari anche dovuto al campo pesante. Certo, il campo pesante sicuramente ha penalizzato un po' tutte e due, però anche la nostra è una squadra che cerca sempre di giocare palla dal basso, quindi ha penalizzato sicuramente anche noi. Però ecco, la partita secondo me chi l'ha vista può testimoniare che non è che è stata una partita, il risultato sì può essere anche stato legittimato dal secondo tempo, però forse ci condanna anche abbastanza insomma, per quello che si è visto in campo.